Siamo a Vinitaly 2018, il nostro percorso, il nostro itinerario si arricchisce, Emanuela. Siamo in compagnia di un giovane ragazzo, un baldo giovane. Ma perché siamo in compagnia di questo baldo giovane? Perché è diventato da pochissimo il nuovo, freschissimo, fresco fresco, il nuovo miglior sommelier del Veneto, Cristian Maità. Cristian, ti abbiamo visto anche già col presidente e col governatore del Veneto, ormai voi siete... Sì, sì, no, è stato davvero un piacere, un onore condividere anche con lui un po' di tempo. Poi è stato davvero un piacere, mi ha servito anche il vino, quindi non posso chiedere di meglio, insomma, non c'è soddisfazione migliore. Quindi, insomma, trofeo miglior sommelier ereditato, strappato a Francesca Penzo, nel senso che è stata testimonial per il 2017, giusto? Sì, ma in qualche modo resta in casa perché resta in casa di Ice Venezia e quindi ecco, in questo senso insomma, è un passaggio del testimone che avviene sempre in casa. Grande soddisfazione del delegato di Venezia che è... Giampaolo Breda sì, ed è sempre molto orgoglioso insomma, di poter avuto l'occasione di esprimere un altro talento, certo. Naturalmente non finisce qui perché oggi c'è stato il debutto a Vinitaly del miglior sommelier con una degustazione di... Facciamolo dire? Assolutamente, c'erano tre territori, tutto veronesi, c'era Arcole, il Valpolicella, Leva d'Adige e Terra dei Forti. Un bel tour immersi in queste zone con determinate diverse caratteristiche molto molto intriganti e particolari. Una bella degustazione a tre voci perché insieme oltre a Francesca Penzo chi c'era? C'era Graziano Simonella che oltre a essere il responsabile per i servizi di ICE Italia è anche il responsabile per la scuola concorsi di ICE Veneto, quindi in qualche modo chi meglio di lui oggi poteva diciamo, affiancare in qualche modo questi due talenti che sono il frutto del percorso di formazione che è stato portato avanti da Graziano e tutta la sua squadra in questi anni. Quindi bisogna ricordare che appunto Cristian ha frequentato la scuola concorsi, l'anno scorso si è aggiudicato il secondo posto e quindi non a caso insomma quest'anno l'abbiamo poi ritrovato sul podio. Bella crescita che Cristian ci ha detto che non vuole terminare qui perché l'impegno io direi che quasi quasi è l'inizio, non è un punto di arrivo questo trofeo. È solo l'inizio, anzi è solo veramente l'inizio di altre sfide, altri obiettivi che pian pianino col tempo svilupperemo, insomma. Quindi diventate amici su Facebook di Cristian, lo cercate, avrete tutti i dettagli più importanti per degustare un vino. Emanuela, chiudiamo. Chiudiamo con un messaggio. ICE Veneto è anche ti regala anche dei percorsi dove puoi scoprire il tuo talento, quindi seguite la scuola concorsi e seguite anche i ragazzi sul loro percorso perché poi insomma, questo sarà un volto che vedremo spesso nei prossimi mesi anche durante eventi e degustazioni. Vorrei chiudere io ultimo dicendo che questo spazio è uno spazio bellissimo, siamo al padiglione del Veneto e qui ci sono degustazioni che si susseguono una dietro l'altra. Adesso è appena terminata la vostra, ma c'è già Vito Francesco Damanti che ci parlerà di altri vini, domani altre degustazioni, venite, vi aspettiamo.